secca scende in maniera importante il lago del Mis che alimenta l'area orientale della Marca. Il consorzio distribuzione a rischio a fine mese. Emergenza siccità, a rischio anche le vacche in alpeggio nelle malghe della Mede Bondana. L'acqua portata con le autobotti del servizio antincendi boschivi. Covid, anche oggi oltre 10.000 nuovi positivi in Veneto ed è boom di prenotazioni per la quarta dose di vaccino dopo l'apertura agli over 60 e a tutti i fragili. Lo schianto in A28 ha costato la vita a Sara Rizzotto e a Jessica Fragasso. Pubblicate le motivazioni della sentenza, l'imprenditore alla guida dell'auto era al telefono e correva a 180 all'ora. Stupore e incredulità fra i residenti di Vazzola dopo aver appreso la notizia che un loro concittadino aveva commissionato un omicidio pagando un killer trovato nel dark web. Scuola, flop dei concorsi, si prospetta l'inizio di un anno a settembre con la metà degli insegnanti precari. Secondo la dirigente Palumbo siamo in ritardo rispetto allo scorso anno. Da realtà periferica modello l'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso, record di alunni stranieri al centro del patto sottoscritto tra comune e una ventina di realtà del territorio. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli di oggi, ma in primo piano però la politica. Il decreto aiuti è trasformato in legge dal Senato, ma la fiducia al governo passa senza il voto dei 5 Stelle. Tutti i senatori del movimento hanno disertato l'Aula durante lo scrutinio. Alla fine i sì sono stati 172, 11 in più della maggioranza assoluta, ma lo strappo con l'esecutivo si è consumato e un minuto dopo il Presidente del Consiglio Draghi è salito al Quirinale annunciando le sue dimissioni. Mercoledì sarà in Parlamento per le comunicazioni, le sue parole: la maggioranza di unità nazionale non c'è più, i prossimi passaggi della crisi sono ora nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella. Si apre una crisi d'estate di cui è difficile prevedere la conclusione, molto negativa intanto la reazione dei mercati e dell'Europa. Ed ora parliamo invece dell'emergenza siccità. La situazione si fa sempre più grave. Il consorzio Piave lancia l'allarme. Il lago del Mis, che approvvigiona d'acqua l'area occidentale della Marca, si sta abbassando sempre di più e verso fine mese sarà necessario rivedere la distribuzione dell'acqua nella pianura. Lunedì prossimo è in programma un incontro con i sindaci della provincia di Treviso per comunicare il piano di investimenti del consorzio ed anche per valutare il da farsi a fronte di una siccità che non ha precedenti. Intanto l'appello a tutti i cittadini è quello di evitare gli sprechi e razionare il più possibile l'utilizzo dell'acqua. E molte malghe sono rimaste completamente senza acqua, riserve finite. Per abbeverare il bestiame i gestori hanno chiesto aiuti ai volontari dell'AVAB. Ogni sera i mezzi raggiungono le strutture per portare l'acqua. Siamo, dicono, in una situazione di emergenza. Volontari allo stremo, dormiamo 5 ore per notte perché dobbiamo fare più viaggi per portare l'acqua nelle malghe, ci raccontano. In una stagione normale questo non avviene perché le malghe hanno delle cisterne d'acqua che riempiono con acqua piovana e con delle normali precipitazioni sono autosufficienti, per cui questa è proprio una situazione di assoluta emergenza. 5 le malghe seguite attualmente dai volontari, a cui nelle prossime ore se ne aggiungeranno altre 6, tutte nel Monte Cesen. Dalla scorsa settimana è stata attivata una convenzione con ATS per la fornitura dell'acqua. A questi numeri si aggiungono anche le malghe del Monte Grappa, seguite dai volontari di Crespano. Peggiore è la situazione dei nostri colleghi di Crespano, avendo un bacino più ampio e avendo più malghe da servire. E stanno facendo veramente i salti mortali per fornire tutti quanti. Le malghe, quelle del Grappa, sono intorno sulle 24-25. Cioè, stiamo parlando di numeri abbastanza interessanti. Essendo seguiti da 2 autobotti, gli autisti diventano abbastanza sul momento di crisi, perché non abbiamo a sufficienza mezzi per dare la soddisfazione a tutte le malghe. Noi anche stanotte siamo rientrati, erano l'1:30 di questa notte.
cioè dormiamo 5 ore per notte. Si aiutano a vicenda i volontari AVAB di Valdobbiadene e Crespano, ma ad aggiungersi alle difficoltà del momento anche il fatto che i volontari di Valdobbiadene hanno 3 mezzi che possono portare un massimo di 40 ettolitri di acqua, troppo poca, e quindi sono costretti ad effettuare più giri verso la stessa Malga, mentre Crespano ha in dotazione un'autobotte che trasporta 120 ettolitri, in una situazione che sta diventando sempre più difficile. Da qui fuori vedo il monte Cesen, che non è quel bel verde, di quel bel colore verde che di solito siamo abituati a vederlo, comincia ad ingiallire un pochino, e questo crea problemi anche per l'alimentazione, ecco, del bestiame. Dopo ci sono le pozze d'acqua, quelle che qui chiamiamo le pose, che stanno soffrendo anche queste. Speriamo che la situazione migliori il prima possibile. Di solito si dice migliori che venga il bel tempo, speriamo che piova questa volta. Ed ora la cronaca, lo schianto in A28 nel quale hanno perso la vita le 2 cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Pubblicate le motivazioni della sentenza. L'imprenditore 61enne alla guida dell'auto che ha travolto l'utilitaria delle donne era al telefono e correva a 180 all'ora per poi scappare senza prestare soccorso. Era al cellulare con la moglie e correva a 180 km all'ora. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna a 7 anni per Dimitre Traikov, l'imprenditore che il 30 gennaio scorso travolse in A28 la vettura sulla quale viaggiavano Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano, e la cugina Jessica Fragasso, 20 anni, di Mareno di Piave, uccidendole sul colpo e ferendo le 2 bimbe di Sara. Dopo lo schianto, l'imprenditore 61enne di origine bulgara era fuggito. Fondamentali le analisi sui tabulati telefonici dei 3 cellulari che aveva in uso, dai quali si evince che subito dopo l'incidente l'uomo aveva nuovamente chiamato la moglie per 3 volte ed aveva inviato la sua posizione su WhatsApp ad un amico per farsi venire a prendere. In questo modo ha ritardato di 3 ore il momento dell'individuazione da parte delle forze dell'ordine e dell'effettuazione dell'alcol test. Il giudice, partito da una condanna a 9 anni per omicidio stradale e 1 anno e 6 mesi per omissione di soccorso, ha ridotto la pena a 7 anni per rito abbreviato. I legali di Traikov hanno già annunciato la volontà di fare ricorso in appello. L'amarezza di papà Alain Fragasso. Era lucidissimo e ha avuto il coraggio di chiamare la moglie 3 volte, mandare la posizione su WhatsApp al suo amico serbo e per lo più passare davanti all'incidente facendo finta di niente. Io dico che una persona così merita il carcere, almeno che si faccia, solo pochi 7 anni, ma almeno che si faccia 7 anni in prigione, perché mia figlia e mia nipote hanno perso la vita. Ed ora la tragedia sul Terraglio, dove persero la vita Mara Visentin e Miriam Cappelletto. Il pubblico ministero Giulio Caprarola si appresta a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti del 25enne Ronny Levakovic. I risultati del tossicologico mostrano che il giovane aveva un livello di alcol nel sangue pari a 1,5 grammi per litro. Levakovic è accusato di duplice omicidio stradale aggravato. E stupore e incredulità fra i residenti a Vazzola dopo aver appreso la notizia che un loro concittadino aveva commissionato un omicidio pagando un killer trovato nel web. Sono incredula, come tutti i compaesani di Vazzola. Chi ha visto la televisione, chi ha letto i giornali, la notizia è sulla bocca di tutti e desta un enorme stupore nel piccolo paese della Marca. L'idea che un 34enne di Vazzola sia riuscito a trovare un killer sul dark web per uccidere il rivale in amore, un imprenditore di 45 anni di Conegliano, per avere la possibilità di conquistare la sua compagna di cui si era invaghito, desta molta incredulità. Beh, effettivamente questa mattina i clienti nello sfogliare i giornali erano increduli
e incuriositi da un fatto così eclatante è capitato in un paesino come Vazzola, insomma, ecco, sì, è davvero un po' fuori la portata dei nostri paesi, una cosa così. All'origine del caso una segnalazione è arrivata dall'FBI e analizzata fin nei minimi particolari dalla Polizia Postale di Venezia e di Treviso con l'ausilio del commissariato di Conegliano. Gli investigatori sono riusciti dopo giorni di serrate indagini ad individuare anche le movimentazioni di denaro e di criptovalute del 34enne. Per commissionare l'assassinio, l'uomo aveva già pagato in bitcoin almeno 2 tranche da $12.000. L'ordine era stato inoltrato ad un amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione. Mi sembra un thriller, un film, non mi sembra la realtà, è una pazzia. Il fatto che uno possa soldare tramite internet un serial killer per uccidere qualcuno. Nel dark web vengono liberamente offerti beni e servizi illeciti. In questi siti un esperto può riuscire a trovare anche un assassino. A quanto pare è facile, visto che si arriva ad una cosa del genere, a fare una cosa del genere. Questo fa un po' pensare. Sì, e fa paura. Nonostante la sua esperienza, il 34enne è stato individuato dalla Polizia di Stato. Ora l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per minacce aggravate. Parliamo ora di Covid, incidenza dei positivi nei tamponi effettuati in farmacia sempre più alta. Farmacie Unite parla di un 30-40%. Buoni dati sulle prenotazioni per la quarta dose. Incidenza sempre più alta tra i tamponi effettuati in farmacia. I positivi trovati arrivano anche al 40%. A confermare la notizia che ci stiamo avvicinando al picco dell'estate Farmacie Unite. Le richieste, spiega Livio Patelli, sono triplicate negli ultimi 15 giorni, mentre gli autotest stanno andando a ruba. Richieste di prenotazioni cui diverse farmacie hanno reagito, anche aggiungendo al loro portale un servizio di prenotazione online. In questi giorni il telefono è di nuovo bollente. Siamo passati da farne una qualche decina, 10-20 al giorno un mese fa, e adesso in mezza giornata riusciamo a farne anche una cinquantina. Noi vediamo magari un numero complessivo a livello nazionale minore di tamponi eseguiti al giorno, ma un'incidenza maggiore, perché chiaramente tutti quelli che vengono a farli hanno un sospetto di poter essere positivi. Omicron 5, la variante che provoca sintomi anche severi, spesso prima che il tampone riesca ad intercettare il virus e dunque segnarne la positività. Dunque un test potrebbe non bastare, per questo gli specialisti consigliano di ripeterlo. Io direi di far passare tra un prelievo e l'altro, tra un tampone e l'altro, anche 48 ore, diciamo, un giorno sì, un giorno no. Così facendo nel giro di 3-5 giorni abbiamo fatto 3 tamponi e a quel punto possiamo essere moderatamente sicuri che non siamo stati infettati dal Covid, ma sia magari l'aria condizionata. Inizia ad aumentare anche la richiesta di mascherine nelle farmacie, anche se non si stanno raggiungendo i volumi delle scorse ondate. Il Covid, insomma, sembra fare meno paura, in controtendenza con gli ultimi dati sulle prenotazioni della seconda dose booster. In questi giorni stiamo vedendo un aumento incredibile delle prenotazioni, cosa che ci fa molto ben sperare, perché veramente questa quarta dose, che era partita un po' in sordina, a mio modo di vedere sta partendo adesso molto molto bene. Ed ancora cronaca, auto distrutta dalle fiamme nella notte a Bibano di Godega Sant'Urbano, era stata rubata qualche ora prima ad una donna, indagano i carabinieri. Completamente distrutta dalle fiamme, a dare l'allarme un automobilista di passaggio che ha allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. L'auto, una Toyota Yaris, era dentro un fossato a Bibano di Godega Sant'Urbano, nessuno all'interno. I militari dell'Arma sono risaliti al proprietario della vettura, una donna del posto che l'aveva prestata alla figlia. È stata proprio quest'ultima che qualche ora prima aveva presentato la denuncia ai carabinieri per furto. L'auto parcheggiata sotto casa le era stata rubata, la macchina con molta probabilità è stata data alle fiamme. Le indagini dei carabinieri per accertare se fosse stata utilizzata per qualche colpo. Sospiro di sollievo nella Marca per la sedicenne scomparsa da 9 giorni. Ieri sera la telefonata che ha rassicurato i familiari: sono viva e sto bene.
Sono viva e sto bene. Fine di un incubo per i genitori della ragazza di 16 anni scomparsa da casa 9 giorni fa. Ieri la telefonata della giovane ai carabinieri di Conegliano ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia e a tutte le persone che si erano attivate per cercarla. I militari dell'Arma hanno aperto un'inchiesta sulla sparizione, mentre la prefettura di Treviso ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Cellulare spento, nessuna notizia per giornate che sono sembrate infinite ai familiari della ragazzina, fino a ieri, quando dopo gli appelli la sedicenne si è fatta viva, rassicurando sulle sue condizioni. Sono stati fissati per sabato alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Treviso i funerali di Sara Pegoraro, la modella 26enne stroncata lo scorso 24 giugno da un'overdose e sulla cui morte la procura trevigiana sta indagando per cercare di risalire al pusher che le ha venduto lo stupefacente. Iscritto nel registro degli indagati una psichiatra dell'ULSS 2 che aveva in cura la ragazza e che l'avrebbe vista il giorno prima della morte. Nell'epigrafe la famiglia ha scelto di riportare le parole di Sara: non sto soffrendo, io sto lottando per rimanere parte della vita, per restare in contatto con quella che ero una volta. Così vivi il momento, è quello che mi dico, è davvero tutto quello che posso fare, vivere il momento. Ed ora invece parliamo di scuola. È già tempo di parlare del nuovo anno scolastico con il flop dei concorsi. Purtroppo saranno poche le nomine in ruolo. Secondo la dirigente Palumbo siamo in ritardo rispetto allo scorso anno. Sicuramente dai concorsi non abbiamo però avuto l'apporto che speravamo in termini di persone che possiamo effettivamente assumere il ruolo, quindi credo che anche quest'anno, ahimè, non esauriremo completamente il contingente che sarà a nostra disposizione, ma riusciremo a fare una metà probabilmente delle nomine in ruolo. I 2/3 delle nomine in ruolo programmate sarebbe già un buon traguardo. Il Veneto potrebbe quest'anno purtroppo fermarsi soltanto alla metà. Non hanno dato esito sperato i concorsi, secondo Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Oltre i quesiti sbagliati, le modalità erano eccessivamente selettive. Una modalità molto, come dire, stile taglione, no? Ecco, che ha escluso molti partecipanti dalla possibilità, insomma, di entrare in ruolo, quindi diciamo non avremo, soprattutto sulle STEM, sulle materie scientifiche, un numero consistente di persone da mettere in ruolo. E sul sostegno rimane il problema cronico comunque del scarso numero di abilitati. Resta dunque alto il tasso del numero dei precari del mondo della scuola, che anche quest'anno dovrà sopperire alla fragilità del sistema con le supplenze per garantire il diritto allo studio ai ragazzi. Il sistema di reclutamento, per quanti sforzi si facciano, non è stato ancora messo a fuoco come sistema efficiente che possa garantire a tutti i territori, a un territorio come il nostro che insomma storicamente ha parecchio precariato, di colmare una volta per tutte questo gap. Purtroppo anche quest'anno il sistema non avrà quegli standard di efficacia che ci potevamo aspettare, insomma, ecco, visto il numero elevato anche di procedure che abbiamo messo in atto. Il Ministero oggi ha riferito del relativo ritardo con cui sarà comunicato il contingente delle nomine in ruolo. Lo scorso anno in questo periodo le nomine erano già state avviate. Garantisce Palumbo che nessuna classe resterà senza insegnanti, che rimarranno però ancora per la maggior parte precari. Un patto educativo tra scuola e territorio è quello sottoscritto tra l'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso, il Comune ed una ventina di realtà del territorio. Pensiamo che nelle situazioni, come dire, non dico semplicemente problematiche, ma nelle situazioni ricche di complessità poi si scatenano ed emergono nuove sinergie e progetti per poter affrontare la complessità. Da realtà di periferia a modello, l'Istituto Comprensivo Coletti e il Comune sottoscrivono il patto educativo di comunità, frutto di un lungo lavoro compiuto in quella che è la realtà più multiculturale della città, dentro e fuori le aule scolastiche. Qui il 32% dei ragazzi ha origini straniere. Uno strumento introdotto dal Ministero dell'Istruzione, il patto di comunità, un osservatorio in grado di generare progetti che vede coinvolti una ventina di soggetti tra enti e associazioni. Noi pensiamo che solo
coordinando, diciamo, le diverse realtà possiamo dare una risposta educativa, un'offerta educativa completa ai nostri alunni, ai minori dai 3 ai 14 anni. San Paolo, San Liberale, Monigo, Sant'Abona, realtà che si sono mobilitate e hanno fatto rete con la scuola per creare questo sistema educativo integrato. È una comunità che cammina, questa è una comunità che ha risposto subito all'invito della scuola e passo dopo passo si è attivata raccogliendo i bisogni, riconoscendoli e attivandosi per rispondere ai bisogni proprio del quartiere stesso. Tra i progetti avviati per ultimi, lo spazio per bambini Bisciò in Viale Francia e gli incontri al parco di Via Albona. Caldeggio il fatto che ogni istituto comprensivo possa, con le proprie modalità, i propri tempi, pian piano arrivare anch'esso ad avere questa sorta di patto educativo, perché comunque è un po' un accordo che stringe le persone nei valori, nel rispetto, nella condivisione. Nuove opportunità, crescita delle famiglie vuol dire abbattimento delle problematiche, vuol dire prevenire quelli che potrebbero diventare in futuro problemi sociali. L'associazione Impegno Civile è tornata sui temi ambientali. Molti dei contenuti del piano urbano della mobilità da poco adottato erano idee che già avevamo lanciato in passato. Così l'associazione Impegno Civile, che per altri versi invece ritiene si rischi di aver perso l'occasione di veder finanziate attraverso il PNRR opere vitali per la città. Il gruppo presieduto da Luciano Franchina ha messo nero su bianco, grazie al lavoro dei professionisti Giovanni Negro e Alessandro Tirri, una serie di azioni da intraprendere sul fronte dell'ambiente e della mobilità che contribuirebbero anche a ricucire lo strappo tra centro e periferie. Noi proponiamo un viale ciclopedonale di Gronda che unisce la periferia dell'estremo nord-est con la periferia dell'estremo ovest. Si tratta di andare praticamente da Monigo a Fiera. Servono dei ponti ciclopedonali. Di ponti ciclopedonali l'Europa è piena. C'è poi il tema di stretta attualità del rimboschimento. Per l'ambiente abbiamo proposto boschi però urbani. Noi, non boschi di periferia, e ci riferiamo per esempio all'area di proprietà della regione di Ponte della Gobba, che rischia di vedere un altro bosco verticale. Noi invece il bosco lo vorremmo orizzontale. E poi l'iniziativa denominata Un Eolo per tutti. Prende l'esperienza che è stata fatta all'Eolo, che credo che sia un'esperienza di grande successo perché abbiamo visto che è frequentatissimo dai ragazzi, e lo pretenderebbe di fare la stessa cosa per ogni quartiere. Sono proposte molto concrete, praticabili domani mattina. Non abbiamo bisogno di aspettare chissà quanto. Le abbiamo elaborate nel tempo con le nostre attività di riflessione e di studio. Sono proposte concrete, realizzabili. Solidarietà e sorrisi per i bimbi malati, torna la Run for Children e punta ai 2000 iscritti. L'obiettivo è sempre più ambizioso, si punta ai 2000 iscritti, 2000 persone che attraverseranno di corsa la città di Treviso per contribuire a portare un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali trevigiani attraverso il progetto della LILT Giocare in Corsia. Torna il prossimo 3 settembre la Run for Children, manifestazione ludico-motoria aperta a tutti. Una manifestazione per tutti, per chi vuol correre, per chi non vuol correre, per chi vuol far del bene, ricordando che dietro ogni pettorale c'è un aiuto concreto a Giocare in Corsia, che sono quei ragazzi straordinari che quotidianamente si impegnano ad animare le giornate dei bambini ricoverati in ospedale. Solo la pandemia nel 2020 ha fermato la corsa, ma ora l'evento organizzato è pronto a ripartire. Ci mettiamo veramente tantissima passione, ecco, e per noi questa cosa della donazione 100% è fondamentale, perché abbiamo sempre detto abbiamo gli sponsor, ci coprono tutte le spese e quindi abbiamo tutti un lavoro, un'altra vita, e quindi questa cosa è pura beneficenza e per noi è l'unico modo in cui può essere beneficenza, cioè beneficenza 100%. Da quasi 30 anni i volontari di Giocare in Corsia sono impegnati nei reparti di pediatria. Abbiamo sempre continuato in tutto questo periodo, anche facendo ogni volta un tampone a costo nostro, diciamo, per prevenzione, e soprattutto modificando il nostro progetto in modo da garantire la sicurezza di noi operatori e anche dei bambini ricoverati, ovviamente.
Dal progetto partito un anno fa ad oggi sono già 10 i murales che stanno ridisegnando Vallà, la frazione di Riese Pio X, colpita da una tromba d'aria il 6 giugno del 2009. Intanto Pinocchio di Collodi prende forma in via Toti. Ripartire dalla bellezza nella vita di tutti i giorni nei paesaggi urbani che ci sono familiari. Vallà di Riese nel ricordo della tromba d'aria che il 6 giugno 2009 si abbatté con una violenza inaudita su strade e abitazioni private, lancia un progetto culturale e artistico di rigenerazione urbana senza precedenti. Sono già 8 i murales che stanno ridisegnando angoli della frazione. Il progetto nasce all'inizio dell'anno scorso appunto da una sensazione condivisa di necessità di ripartire dalla bellezza, che poi è anche lo slogan del progetto. Il progetto si chiama The Wall, appunto, è il gioco di parole tra The Wall, muro, e Vallà, che è una delle frazioni di Riese. La prima opera è stata di Eric Elkane, che è uno degli artisti storici della street art in Italia. Progetto cui Riese quest'anno ha agganciato il festival Wonder Walla, che si concluderà il 25 luglio, realizzato anche grazie all'aiuto delle aziende del territorio. Insieme al progetto nasce il collettivo A Bocca Aperta. Sono i cittadini stessi che mettono a disposizione le proprie pareti, aprono le porte al collettivo, ma soprattutto agli artisti, i quali spesso tra l'altro ritornano molto volentieri a distanza di mesi a rivedere, perché si creano dei legami, no? Quindi è partecipata perché ci si riappropria, la cittadinanza si riappropria dei propri spazi, si creano soprattutto le reti, no? Che magari in quest'ultimo periodo di pandemia, ormai siamo quasi abituati a questo termine, si sono un po' slegati. Quella del romano Agostino Iacurci, la prossima mano che lascerà la sua impronta sul paesaggio di Vallà, che contemporaneamente sta riscrivendo in via Toti le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Oltre 900 i volontari che vi hanno già partecipato. E l'idea di questa parete collettiva è quella di coinvolgere tutti i cittadini, non solo di Vallà e di Riese, ma chiunque abbia voglia di venire a scrivere una delle righe di Pinocchio e quindi di creare qualcosa tutti insieme. Il progetto è in corso, siamo partiti lunedì 4 luglio e termineremo, molto probabilmente verrà prorogato perché le righe sono tante. Come nel 2009 la gente si fermava a raccogliere, ad aiutare il proprio vicino a raccogliere i pezzi che erano caduti, adesso ci si ritrova di fronte all'opera collettiva, ci si ritrova a dare una mano sempre con lo stesso spirito. A Campocroce di Mogliano si chiuderà domenica una singolare mostra allestita in occasione della Sagra Paesana all'interno della festa, un momento storico ma anche identitario per non dimenticare. Si erge anche in questa sera d'estate, come da oltre un secolo, vicino alla chiesa e alla vecchia filanda, il monumento ai caduti di Campocroce di Mogliano. È lì per non cancellare la memoria di quanti hanno perduto sul fronte della Grande Guerra la loro meglio gioventù. Nomi però oggi di fatto sconosciuti anche alla stessa comunità a cui appartenevano. Ho deciso di fare questo studio, questa ricerca storica, perché parlando con i miei concittadini mi sono accorto che molti erano in dubbio, forse mio nonno, forse il nonno di mia moglie, c'era molta indecisione e avevo paura che la storia di questi ragazzi andasse persa. Così Sartorella ha iniziato a scavare nella memoria e il risultato lo ha volutamente allestito durante la Sagra Paesana. Venire a sapere chi era il nonno, come è morto il nonno, dove è sepolto. Ho visto in questi giorni di apertura veramente un interesse, addirittura andavano a casa promettendomi che avrebbero chiamato i cugini perché venissero a sapere, a venire a vedere. 32 i nomi sul monumento e 32 le schede che raccontano non solo la vicenda umana e militare, ma anche il contesto storico nel quale è avvenuta. Così emerge la fame e la miseria diffuse in questi territori oggi considerati tra i più ricchi d'Italia. È la storia di Isacco Caccin, morto a 25 anni un giorno di maggio del 1917. Ha cominciato con andare a elemosinare e a tutti i costi voleva andare in guerra, da tanto era maltrattato dai padroni dove lavorava. Quanti come Isacco hanno visto nella guerra l'occasione di riscatto sociale, come effettivamente è accaduto per alcuni, mentre per la maggioranza è stato solo un appuntamento con la morte.
le leggi di allora, il terzo figlio, se il primo era in guerra non poteva andare, quindi ha dovuto aspettare che il primo fratello, quello più vecchio, rientrasse per poter partire. E poi dove è morto? È morto sul Carso durante la 10ª battaglia del Solstizio e morì anche in un modo veramente atroce, perché in questa distesa di pietre fu colpito a morte e lì vi rimase per oltre 3 mesi. Inevitabile l'analogia con ciò che sta accadendo in Ucraina, dimostrando che lo scempio della guerra non conosce epoche. Ecco perché questa mostra diventa un segno nel ricordo non solo per Capocroce, ma per tutti. Sarà l'inizio di un nuovo progetto, un progetto che ci vedrà coinvolti in particolar modo il 4 novembre, dove tutti questi manifesti saranno affissi ai lati del monumento proprio per non dimenticare. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano il Covid. Per circa 2 ore nel pomeriggio di oggi la viabilità nelle vicinanze del drive-in istituito a Belluno per la somministrazione della 4ª dose del vaccino anti-Covid agli ultra ottantenni è stata congestionata a causa di un'adesione agli inviti alla vaccinazione doppia rispetto a quella prevista. Per gestire la circolazione è stato necessario l'intervento di polizia locale e polizia di Stato. Molti utenti sono stati invitati a rientrare a casa e a prenotare la vaccinazione in una data successiva. Ed ora invece il punto dei contagi nel bellunese. In Italia cresce il numero dei positivi al Covid. Belluno, per fortuna, fa eccezione. Oggi noi abbiamo circa 3.900 positivi, non sono tantissimi, non sono pochi, quindi bisogna ovviamente che i nostri cittadini facciano ancora attenzione. L'incidenza settimanale è di circa 850 casi su 100.000 abitanti, nettamente inferiore a quella nazionale che è di 1.141, quindi diciamo che il territorio bellunese si sta difendendo. Nell'ULSS 1 Belluno Dolomiti i ricoveri non preoccupano, anche perché nessuno interessa le terapie intensive. In questo momento non abbiamo nessun paziente ricoverato in terapia intensiva, abbiamo invece un po' più di 30 persone ricoverate in area non critica. Più della metà di questi però sono incidentalomi, cioè Covid per caso, ricoverati per altre patologie, trovati Covid, ovviamente perché noi facciamo i tamponi a tutti i pazienti che vengono ricoverati. Altrove preoccupa poi la chiusura alle visite di alcuni reparti. Anche in questo caso nel bellunese, per il momento invece, non ci sono segnali di necessità. In questo momento assolutamente no, non abbiamo chiuso nessun reparto alle visite, noi però ovviamente ci regoliamo con delle regole. Cosa vuol dire? Che si può entrare con un visitatore per volta per un periodo un po' limitato. È chiaro che poi facciamo delle eccezioni in casi particolari. Sulla persona che sta tanto male e che ha bisogno di assistenza, noi permettiamo al familiare di stare vicino al suo congiunto. Ed ora torniamo a parlare della tragedia della Marmolada. Nuovi reperti sono stati individuati questa mattina sull'area del disastro della Marmolada mediante i droni in dotazione al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Il recupero verrà effettuato nella mattinata di sabato con l'intervento in quota da parte della squadra interforze. Ieri l'operazione di terra condotta da 10 operatori specializzati ha permesso di recuperare dei resti organici, parte di uno zaino e un portafoglio integro di uno degli alpinisti coinvolti nel disastro. Ed ora invece parliamo del buon momento sulle Dolomiti vista l'affluenza di turisti, ma questo non deve distrarre da quello che si dovrà fare di qui in avanti, Olimpiadi comprese, che possono sembrare ancora lontane ma per le quali serve lavorare facendo squadra. Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti, ha una nuova guida e uno dei presupposti della nuova maggioranza, pur nella consapevolezza dei grandi appuntamenti, è la vicinanza ai cittadini. Sicuramente è la parte olimpica, nel senso che abbiamo tutta una serie di appuntamenti dove la data è già fissata e quindi non possiamo permetterci di aspettare oltre, quindi saremo propositivi e entreremo sui tavoli con le idee chiare e sentendo un attimino quelli che sono i progetti e soprattutto le tempistiche. E poi sicuramente più sul quotidiano cercare di dare a Cortina una
diciamo un arredo urbano che possa essere più consono ai nostri cittadini e ai turisti, e quindi dare le prime risposte. Un quinquennio, quello appena cominciato, che ha sicuramente come fil rouge l'appuntamento a 5 cerchi. I pensieri più grossi che ho sicuramente sono quelli del punto di vista olimpico, perché i tempi sono molto brevi, però so che c'è dietro una regione molto attenta, la provincia anche loro stanno partecipando, e quindi sono conscio e sono soprattutto sicuro che riusciremo a portarli avanti. Tra ipotesi e preoccupazione, 2 temi che abbiamo già affrontato in passato: la viabilità del Cadore e la voglia di riportare i turisti a Cortina su rotaia. Viabilità, sicuramente con l'ANAS ci sono già dei progetti che dobbiamo ancora verificare con loro, ma insomma sono già partiti con la precedente amministrazione e intendo che questi vadano avanti. Per quanto riguarda il treno dei Dolomiti, so che appunto il governatore voleva farlo, assolutamente sarebbe veramente una soluzione, però così al momento la vedo molto dura per quello che è un po' l'ambiente che abbiamo noi a Cortina, ma anche su tutta la Valle del Cadore, quindi però venisse sarebbe fantastico, perché riusciremo a tirarci via il traffico di gomma che sicuramente oggi su tutta la parte del Cadore e Ampezzana è un problema. Oggi le province chiedono di ricostruire quello che è stato distrutto con anni di populismo e propaganda su tagli e risparmi presunti. Lo ha detto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, all'assemblea UPI nazionale a Ravenna. In particolare sulle scuole Padrin ha portato all'attenzione del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi la proposta bellunese di sperimentare, grazie al PNRR, nuovi convitti d'aria a servizio soprattutto delle aree montane. L'idea di convitti d'aria a servizio di più istituti scolastici, ha aggiunto Padrin, è una necessità per la montagna e ci proponiamo di sperimentarla. Si tratta di una proposta in linea con le esigenze dei cittadini e in particolare dei giovani e delle famiglie. Ed ora invece parliamo di una mostra che celebra il centenario della morte del pittore cadorino Tommaso da Rimbetta. Attraverso i ritratti che popolano le pale d'altare, l'artista immortala volti e relazioni familiari che saranno esposti a Vigo di Cadore presso le scuole elementari da sabato 16 luglio a domenica 21 agosto 2022 a Pieve di Cadore presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore da domenica 17 luglio a domenica 28 agosto 2022. 100 anni fa, infatti, a Venezia si diceva addio ad uno dei più sinceri e attenti celebratori della gente di montagna e del territorio cadorino, riconosciuto in Italia e in Europa per la capacità introspettiva dei suoi ritratti e per i dipinti a temi religiosi. Tommaso, appunto, da Rimbetta, che era nato a Vigo di Cadore nel 1838. La mostra sarà affiancata da un volume omonimo. Questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Dominio dell'anticiclone africano, bel tempo prevalente con clima caldo, valori molto elevati e ancora sopra le medie stagionali. Vediamo il dettaglio di venerdì 15 luglio. Sul Veneto cielo sereno o velato, in montagna un po' di variabilità con ampi spazi di sereno, specie fino alle ore centrali. Nubi sparse in seguito associate sulle Dolomiti ad alcuni rovesci temporaleschi. Temperature, come detto, in aumento. Le minime saranno comprese tra i 17 e i 24 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole e cielo limpido. Nel pomeriggio sui monti possibilità di locali precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, massime invece sui 32-36 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento e non sono attese piogge degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 21 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 36 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te.
La qualità e il risparmio, Vacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Vacifrutta c'è per te.